Hanno fatto credere per anni, attraverso artifizi e raggiri, che la banca fosse solida, ingannando investitori e i risparmiatori, inducendoli ad investire nelle loro azioni. Per fare questo arruolavano anche compiacenti investitori disponibili ad intestarsi ingenti quote di obbligazioni subordinate, così agli occhi degli organi di vigilanza la banca poteva rientrare entro i parametri di sicurezza. Ancora un capitolo nella bufera di Veneto Banca, che ha travolto centinaia di investitori veneti. Questa mattina militari della Guardia di Finanza, in forza al nucleo speciale di polizia valutaria e al nucleo di polizia tributaria di Venezia, hanno proceduto all'esecuzione di un'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Roma. Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato, è agli arresti domiciliari. Sono i primi nomi di un'inchiesta partita nel 2013. Nel complesso sono 15 gli indagati, tra questi anche l'ex presidente Flavio Trinca, Stefano Bertolo, responsabile della direzione centrale amministrazione, poi dirigente di Veneto Banca, Flavio Marcolin, Francesco Favotto, il nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Sono accusati di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica e di vigilanza e aggiotaggio. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro di 45 milioni di euro e di un immobile il cui valore è stimato in 1.800.000 euro, nonché liquidità e titoli. Il primo arresto dallo scoppio del caso, ma questo potrebbe essere solo l'inizio.